Ah, meschino questo. Non solo era disoccupato, ma ha preso pure la corrente a 220 volts. Sì, ma in meno la tua volta vaglia. Come gruppeletto oggi, no? Figlialo! Numero 8722. Guardi che ha firmato e se n'è andato. Era minorenne. Ho capito, ho aspettato 2 anni, ora è maggiorenne. Allora il prossimo. Eccomi. Mi scusi, mi si è abbassata la vista, che devo fare? Deve mettere gli occhiali alle ginocchia. Fantastico. Dottore, ma la fa la ricetta per mia suocera, per favore? Secondo lei che cosa sto facendo, signora Lagna? Sì, No, però era per, veramente, diciamo, guarda. Ma che fa? Ma è cretino! Ma questo è il materiale radioattivo! Carburante radioattivo! Che ne so io, dottore, me la mette a favore. Ma chi è impazzito, se ne è bevuto metà? Guarda, io non ho idea di che cosa le può Che ne succedere. so, non fa preoccupare però così, dottore. Venga la ricetta e mi chiami qualsiasi cosa le succede. Ma la chiamo, ma la chiamo. Metà se ne. Sono in pausa e non vorrei parlare con nessuno. Ah no, sì, no, se il signor Alagna me lo passi. Pronto, dottor Matranga? Signora Alagna, come sta? Ah, benissimo! E che le volevo dire che ho fatto una scorreggia. Ma è impazzito? Lei mi chiama e mi disturba nel momento di pausa per dirmi che ha fatto una scoreggia? Che cosa c'è di strano? Ha sognato!